sono il presidente di Archeo Susegana, l'associazione che si è presa cura tra le altre anche di questo monumento. Ci avevamo ripulito abbastanza bene tutta l'area, sia all'interno che all'esterno. Ci siamo resi conto che la parete sud era pericolante, però il fatto di averla liberata da tutti gli arbusti che la avvolgevano probabilmente ha allungato un po' la vita di questo monumento, che purtroppo adesso comincia a collassare. La chiesa è ancora pericolante, infatti noi abbiamo messo tutta una serie di cartelli per evitare che le persone che vengono qui in passeggiata, perché davvero il panorama che si goda qui è eccezionale, non si avvicinino troppo, perché ancora c'è il pericolo di crollo di quel poco che è rimasto in piedi. L'auspicio sarebbe di trovare dei fondi per poterla mettere in sicurezza almeno quello che è rimasto e renderlo visibile in condizioni di non rischiare di venire sepolti dai detriti, perché comunque questo era la prima chiesa di Susegana. È San Daniele in Vigna la chiesa più antica di Susegana? Dalle le notizie che abbiamo sicuramente dicono che probabilmente la chiesa di San Salvatore è più vecchia, però in realtà quella di San Daniele, non avendo tantissime notizie, e soprattutto una cosa ci conforta, perché l'intitolazione a San Daniele Profeta è l'intitolazione del periodo, diciamo, della rinascita ottoniana, quindi siamo sul finire del X secolo verso l'inizio della nuova, l'attesa del 1000, e a Susegana in particolare ci sono 3 intitolazioni che risalgono a 3 documenti, i primi documenti, un 1270 e un 1288, e sono 3 chiese, e questa è molto probabilmente la cappella poi di campagna rimasta, che infatti se uno guarda sia da qui che dalla chiesa di Susegana vede che queste 2 chiese sono collegate da una specie di filo ottico, ma anche probabilmente una strada che le portava su, tra l'altro passando per il cimitero. Questo ci fa pensare che fosse rimasta, come dire, la chiesa più vecchia. Alcuni ritrovamenti di cui abbiamo avuto notizia e segnalazione ci possono dire che insomma il sito era ben frequentato già prima del 1000. I resti sono di una chiesa, secondo noi, quella dei documenti, cioè quella di inizio 200. Oltre alla storia medievale di questa chiesa c'è anche una pagina scritta che riguarda la prima guerra mondiale. Questa chiesa infatti divenne una postazione austriaca. Questa posizione, che è a metà, in seconda linea rispetto alla prima linea del Piave e del castello di Susegana, che pure lui era in seconda linea, però le cannonate le ha ben prese, questa era una posizione un po' arretrata, che però poteva essere utile per gli austro-ungarici, soprattutto perché è piantata su uno sperone di roccia con una specie di crinale di versante, dove si potevano nascondere facilmente batterie di artiglieria, e noi pensiamo che il gruppo fosse di 4 batterie, quindi cannoni messi in serie, perché erano serviti dalla strada che è qui dietro la chiesa ed è molto protetta e coperta. Alcune foto degli inizi del 18 dimostrano il fatto che la chiesa aveva già cominciato a prendere le prime cannonate, forse, come dire, meglio per gli austriaci, perché praticamente nessuno sapeva da dove sparassero. Questa è la parte di muro appena ripulita il 21 dicembre del 2014, che adesso è collassata. Vedete, questa parte qui è proprio la parte ripulita e caduta. Era appoggiata in realtà in un manufatto, lo stesso in cemento armato, probabilmente fatto dagli austro-ungarici per rinforzarla dai colpi dell'artiglieria italiana, però probabilmente questo ha causato il crollo, perché si è creata una fessura dove è infiltrata dell'acqua e ha indebolito ulteriormente la parete. L'interessante è che appunto all'interno della chiesa c'era questa galleria che usciva sulla parte nord del costone e che praticamente collegava direttamente l'interno della chiesa con la parte probabilmente dove c'erano i cannoni. I tedeschi, essendo protestanti, erano meno rispettosi degli austriaci, che invece erano cattolici, e loro invece non si facevano scrupolo e li usavano astutamente, furbescamente, per rimanere nascosti e da lì colpire o osservare le nostre linee, quelle al di là del Piave.